Buonasera cari amici, benvenuti anche questa sera alle nostre Sibille interattive gratuite, lo ripeto, gratuite, e cioè non si paga niente, quindi potete fare qualsiasi tipo di domanda, basta che mettete codice fiscale, l'IRPEF, il gruppo sanguigno, stringa genetica, esatto, l'impronta targa. digitale, il numero della targa, il piano, insomma tutto quello che potete, anche 1000 euro, va via. No, no, Va là, gratuite. ma noi siamo sempre qui per voi, gratis e via. No? Buonasera Buonasera, amici. buonasera cari amici, ci siete mancati, è stata una settimana importante, ma ci siete mancati, anzi ci mancate già per la prossima volta. Allora, colgo subito l'occasione per ricordare agli amici che si collegano da Facebook di autorizzare StreamYard Perché vedete, vi alla facciamo vedere pubblicazione. Non va più? non va più il Che è mouse. successo? Aspettate un po'. Oh, vedete, Via. perché c'è uno che saluta e ringrazio, buonasera a tutti, e uno di Facebook che si è scritto Che invece è Antonella autorizzato, Bertacchini. esatto, avendo autorizzato, ora non abbiamo più questo problema nel vedere riconoscere Esatto, l'utente. quindi allora chi è di Facebook che salta fuori così non va bene, invece chi è ad esempio di Facebook che ci segue e salta fuori così va bene. Ilde, a te la E questa parola. persona che poverina non sa come mai non va bene, intanto buonasera Oxtauri alias Fabiano. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Allora, cara amica o caro amico di Facebook che ci hai salutato tra l'altro per primo, grazie, grazie. Come fare? Come ti possiamo aiutare? E come aiutiamo ovviamente tutti gli amici che collegandosi da Facebook, non avendo mai autorizzato StreamYard, e infatti non sono capace. Allora ferma lì o fermo lì che ti spiego come fare. Esci dai read, dai feed, dai video di Facebook, quindi torna nel gruppo da cui hai trovato l'accesso a questa diretta. Quindi tornando nel gruppo trovi nuovamente il post che annuncia la diretta e se fai caso alla scritta che contenuta dal post, troverai un link azzurro che cita esattamente così: www.streamyard.com, la barretta inclinata / Facebook. Quindi se clicchi questo link ti si apre una seconda finestra, quindi mantiene aperto l'altra pagina, se ne apre un'altra. Vai e conferma l'autorizzazione a StreamYard, quindi basta che cliccherai confermi l'autorizzazione a trasmettere i dati, bla bla bla, clicchi, a questo punto potrai chiudere quella finestra, tornare nella pagina del gruppo e solo allora entrare nella diretta. Facendo tutto questo passaggio, che è facilissimo, che è più facile da fare che a spiegare, fidatevi, esatto. È una scemata. Fatto questo passaggio, entrando nuovamente nella diretta, scrivendoci si vedrà il tuo nome e quindi questo ci permetterà di rispondere se fai una domanda. Esatto. Ecco, Vedi, qui ad si è esempio, collegata una un'altra persona che amicizia, si magari è... è lei. No, magari o magari no. no. Ok, vedo che c'è un'altra domanda Facebook esatto, user che noi non però rispondiamo se c'è Facebook user, noi vogliamo che ci sia sopra il dovete nickname. autorizzare StreamYard, quindi fate questo passaggio, altrimenti non possiamo ricevere la domanda. Allora, è come a questo punto porre la domanda? Dovete darci il vostro nome e la vostra data di nascita, questo perché non perché ci interessi sapere statisticamente se ci scrivono di più le persone tra i 40 e i 50 anni o altre fasce d'età, no. A lei no. È una no, a tutte e due no, voglio dire, ma a lei soprattutto no, a me neanche. Quello che vi chiediamo è di darci una scia energetica a cui agganciarci per darvi la risposta, perché ovviamente, a parte che questa è una cosa che vi richiediamo anche durante il consulto privato, quindi è un'informazione che ci permette di entrare in contatto con voi, non con un omonimo o con altre situazioni che possono in qualche modo interagire in quel momento, quindi altre circostanze personali piuttosto che vostre, cioè vogliamo creare un canale. Il canale si crea solo con le frequenze appropriate, quindi il vostro nome e la vostra data di nascita. Tralasciamo il cognome. Sì, dopo però, fai in fretta sì. perché qui con Non stai questa respirando macchina più? c'è dentro l'Ebola. Va bene, No, c'è il dovevo virus fargli dell'Ebola. dei buchini. No, sto Allora, scherzando. detto questo, il vostro nome e la vostra data di nascita, la domanda deve essere formulata in modo chiaro su un argomento preciso, così non stiamo lì a fare
letture, potrebbe, quanto piuttosto darvi soddisfazione su qualcosa che vi sta a cuore. Però vi raccontiamo anche per i nuovi che ci Certo. raggiungono da dove siamo partiti, e siamo partiti da... Conoscete il nostro sito www.ilcapitano.altervista.org. Esatto. Il nostro sito è online dal 2015 e nasce per divulgare in modo gratuito i circuiti radionici, quindi è anche i quadranti radiestesici. Chi usa il pendolo sa quanto sia importante trovare già quadranti pronti per le risposte e quindi che agevolino e facilitano il lavoro. E chi ama le frequenze, e spesso sono abbinate anche al pendolo, conosce quanto sia importante poter agire su vari livelli tramite appunto il contributo delle onde di forma. Quindi su questo sito trovate tantissimo materiale gratuito da scaricare e da usare, quindi pronto all'uso. E se siete nuovi a questi concetti, vi ricordiamo che nel canale YouTube del Marietto Veneziano e anche nel mio canale YouTube trovate tantissimi video nella sezione playlist, tutti organizzati per argomenti, e quindi negli argomenti delle playlist trovate anche quelli dedicati ai circuiti radionici che trovate appunto sul sito www.ilcapitano.altervista.org. Ecco, ad esempio, questo è stato uno degli ultimi esatto, PDF. Questo risale a 1 anno e qualche mesetto fa. Esatto, gratuito da scaricare e via. E le spiegazioni di questi video attualmente sono sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Quindi di questi video, i video di spiegazione di questi circuiti sono sul canale YouTube del Marietto Noi Veneziano. però non facciamo solo questo, facciamo anche riti operativi. Esatto, la radionica e la radiestesia sono discipline che sono state recentemente riscoperte, ma hanno una origine veramente molto più antica. Sono stati trovati pendoli addirittura in alcuni sarcofagi dell'antico Egitto, quindi immaginate quanta storia hanno e quanto siano strettamente correlati al mondo esoterico e occulto. Quindi ultimamente vengono un po' riscoperte queste antiche conoscenze, e sicuramente le onde di forma, così come il pendolo, sono al centro di quella che è l'antica tradizione anche ermetico-cabalistica. Quindi noi che apparteniamo a questa tradizione possiamo appunto avvalorarci di queste tecniche, i circuiti del pendolo, ma anche dell'astrologia, così come anche ovviamente delle sibille, ma non solo, ovviamente gli arcani maggiori, e parte di quello che è la nostra formazione è anche tutta l'alta magia cerimoniale. Esatto. Cos'è l'alta magia cerimoniale? Facciamo un bel distinguo, perché poi magari vi aspettate di trovare il rituale del ritorno disperato o qualche altra cosa del genere. Purtroppo l'alta magia cerimoniale usa, io dico purtroppo perché per chi ha fretta è un purtroppo, per chi invece ha pazienza è un per fortuna. Quindi in base ai punti di vista l'alta magia cerimoniale si aggancia a quelle che sono energie alte, quelle che sono considerate i regni spirituali più elevati. Non significa che l'aspetto demonico o l'albero del male non faccia parte di regni spirituali, solo che sono densità molto più basse, e quindi che a livello karmico, pur dando effettivamente un contributo molto più rapido, e quindi più veloce anche i risultati richiesti, in realtà tendono, proprio per via della loro natura disgregante, a creare come dire, delle difficoltà. Quindi danno delle cose, ma chiedono in cambio, e non nell'immediato, quindi non subito. Magari danno un risultato e poi la vita se ne va in pezzi in altre direzioni, oppure ci sono dei ritorni, dei colpi di coda karmici che non è detto che colpiscano esclusivamente voi, a volte colpiscono i vostri cari, oppure la persona più debole che fa parte della vostra cerchia. Quindi non si gioca con quelle cose, bisogna avere delle profonde conoscenze, e soprattutto quella che agli occhi di queste entità è una grande, come dire, autorità spirituale. Quindi è chiaro che poi a tutti è dato sperimentare, però ognuno che sia consapevole. Noi da sempre evitiamo di muoverci attraverso le forze basse,
non perché non riconosciamo il loro contributo o quello che sia il loro compito. Facendo parte della polarità negativa, le forze basse servono a disgregare, e Dio stesso o le forze universali o chi per lui usa e applica queste leggi, ma le usa e applica con discernimento, quindi di sicuro non si usano le forze di disgregazione solo per avere fama, successo e ricchezza, senza poi avere, come dire, o tenere in considerazione quello che è il prezzo che si paga a fronte di certi movimenti. Quando si usano le forze alte, come l'alta magia cerimoniale, esatto, i tempi magari si fanno anche lunghi, e spesso quando siete mossi dalla brama, dal desiderio, dalla voglia di rifarvi su alcune cose, avete questa fretta, no? Volete tutto subito. Con le forze alte non è così, non funziona così. Tutto si muove affinché la cosa si realizzi, ma tutto si muove affinché la cosa si realizzi in modo armonioso e che non abbia conseguenze negative. Quindi i tempi di maturazione sono poi quelli planetari. A volte nei consulti privati o nelle lezioni che tengo privatamente spiego come funziona la tempistica dell'alta magia cerimoniale, e quindi, per farvela breve, non abbiate fretta. Se volete il nostro aiuto, studieremo la vostra situazione tramite il consulto professionale in privato, a pagamento, ovviamente. a pagamento. Per quanto riguarda l'intervento, si valuta tutte le forze in campo, quindi non pensiate che a volte per far tornare una persona basti il rituale propiziatorio del ritorno che si chiede, insomma, alle intelligenze di Venere, proprio perché è preposta ai sentimenti e all'amore di farvi tornare la persona. Allora abbiamo risolto il problema. Se la persona si è allontanata per altre questioni, allora bisogna intervenire su quelle problematiche, e non sempre Venere o il ritorno sono aiuta. lunghe, ma è normale Esatto. questo. Quindi armatevi di santa pazienza, di una mente strategica, e comprendete che le forze che muovono il mondo sono tante, le entità associate a queste forze tantissime, e bisogna sapersi rivolgere Muoversi, esatto, muoversi nel modo più appropriato. Tira qui, spingi lì. Sì, perché molti Bisogna poi fare vi così. dicono che camminano sull'acqua dopo 3 giorni, risuscitano i morti dopo 28, Comunque ma quelle cose Antonella, sì, ti leggiamo, quindi ce l'hai Antonella, fatta. come facciamo a non sentire, leggere Antonella Mosca? Vecchia conoscenza, Vecchia ben conoscenza. ritrovata. Mi ha visto Allora, nascere dai, Antonella. rispondiamo a qualche domanda. Vi Dai, ricordo via. che nelle dirette cerchiamo sempre di rispondere anche a persone nuove che non hanno ancora esatto. avuto la possibilità di Così che ottenere una vedono come risposta. lavoriamo, perché questo qui è anche un po' una pubblicità per noi, per farci Esatto, un modo per conoscere. farci via. conoscere. Però sapete, per le Quindi, vecchie glorie, che siamo sempre disponibili per il consulto. allora, vediamo un po'. Simona ha scritto, vediamo se è collegata. Vi ricordo che se mettete la domanda, Esatto, poi aspettate, perché se non ci date conferma, come l'appello a scuola, presente, se non ci date questa. Simona, ci sei? Devi scrivere se ci sei o no, perché così ti facciamo tante domande. Benissimo. La nostra Simo Ma c'è. noi leggiamo anche Manu che dice: peccato, speravo. No, ma noi ti leggiamo, Manu HK. Quindi se vuoi porre la tua domanda, mettila pure. Benissimo, Simona dice che c'è, quindi Bene, allora rispondiamo. rispondiamo alla nostra Simo, cosa dice? Allora, Simona, 4, Del 79. 8, 79, quindi scusa, ma devo mettere gli occhiali. La domandina, ma che attività è? Perché, non so, magari una lavatrice, una... Vabbè, comunque lei vuole sapere se riesce a vendere la sua attività al prezzo che ovviamente le occorre, insomma, di finalizzare entro dicembre 2023. Vediamo un po'. Andiamo Simona, sentiti libera di interagire ogni volta che vuoi, Sì, anche esatto, perché darci informazioni. è possibile anche che si vedano delle cose esatto, che non ti si chiediamo. non si capisca bene anche cosa vogliono Esatto, dire. quindi vediamo un pochettino Simona se vende l'attività al prezzo più giusto per lei. Vediamo un po'. È una donna forte. Il taglio... Bisogna mettere a posto qualcosina. Sì, sicuramente portando un po' di pazienza ci riesci, ma è chiaro che questa pazienza prevede un tempo che ti porta a preoccupazione, afflizione, quindi probabilmente i tempi stringono, e la causa di questo ammalato che si vede lì è dato da queste afflizioni e preoccupazioni. Comunque la situazione è valida, promette abbastanza bene dal taglio. Vediamo come si sviluppa.
Allora, la risposta alla fine di un lungo travaglio è sì, Però, insomma, però un lungo travaglio, come ti ho anticipato. Quindi andiamo con ordine. Si vedono difficoltà, scelte probabilmente sbagliate o di strategie errate che hanno portato a spendere o a perdere economicamente del questo denaro. passato, Quindi partiamo con una salita e che spiega come si è cercato di trovare una soluzione. Non so se tu hai soci o dei familiari che sono coinvolti nella faccenda, perché comunque si vede che un gruppo di persone cerca di darti una mano o comunque un gruppo di persone è coinvolta nella situazione. Probabilmente ne hai sparso la voce in cerca di aiuto oppure insomma ti sei agganciata a qualcuno già in passato. Si vede l'arrivo di una proposta, quindi la linea del passato chiude con l'amante. Qualcuno probabilmente ha fatto qualche proposta e sembra, vedi, la linea del presente sembra che le cose possano andare avanti e che si arrivi anche a qualcosa di più concreto. Quindi la carta del sacerdote afferma o l'organizzazione con il notaio piuttosto che tutto il motore mutuo, no? Richiesta di mutui, prestiti o ricerca di finanziamenti. Quindi si vede muoversi una macchina, diciamo, che porta quasi a concretizzazione. Dico quasi, perché se in questo momento certe cose stanno andando avanti e questo giovanotto che probabilmente è il padre di questa proposta che ti viene fatta, in realtà si arena per questioni proprio burocratiche, quindi artista, se deve richiedere un mutuo, un prestito, mi sa che questa persona non ce la fa. Quindi al di là di questo ci sono delle beghe che si realizzeranno nell'arco del prossimo periodo e questo ti metterà in un clima di sconforto. Secondo me è legato alla proposta che ti è stata fatta o che molto presto ti verrà fatta e quindi vedo questa difficoltà. La difficoltà che in qualche modo chiude questo capitolo, certo non bene, ma non è finita lì. No, non è finita Quindi qua. se questo non è potuto andare avanti e per una serie di arzigogolati motivi si arena quella proposta, ne arriva un'altra e questa andrà avanti, ok? Andrà avanti mentre è probabile che addirittura torni anche l'altro che magari nel frattempo ha trovato una soluzione. Di fatto alla fine non vedo ancora l'accordo, non si vede la firma entro il 2023, però si vede una bella proposta anche interessante. La carta della falsità due cose annuncia. Uno, in materia economica, grandi risultati, forse anche al di sopra delle aspettative, quindi generalmente la carta di quando fai un buon affare se ti muovi nei tempi giusti. Attenzione solo a quelle che possono essere invece le false aspettative, ok? Però per me la risposta alla tua domanda è sì. Non credo che già nel 2023 ti paghino, ma credo che già nel 2023 raggiungete una proposta interessante. Quindi secondo me poi si muoverà qualcosina. entro la tempistica chiesta alla stesa, questo è quello che si vede. Ok Simona, speriamo di averti dato una mano. Andiamo a un'altra domanda, vediamo questa Manu HK che poi è la stessa che si è collegata. Ok. Allora, intanto Emanuela ci sei? Sei con noi? Dacci un cenno. È una domanda un po' così, che non si capisce bene cosa succede a breve. No, allora, questo genere di domande non fa per le sibille, non fa per il tipo di format che abbiamo. Specifica una domanda mirata. Sui soldi, quindi cosa mi accadrà a breve, in che salute, direzione, sentimenti, benessere, lavoro. Siamo più specifici. Intanto andiamo a rispondere a un'altra persona, diamo l'occasione a Emanuela di rettificare la sua domanda. Proviamo Paola? Dai, la Paoletta, via. Allora, Paola, ci sei? Paola, se ci sei, batti un colpo. Allora, vediamo un po'. Allora, Emanuela, sei con noi? Allora adesso ti arriverà quello che abbiamo detto, sicuramente c'è i tempi della connessione integra. Noi rispondiamo a Paola. Intanto, la Paola c'è perfetto. E noi ci siamo per la Paola. Ha detto che c'è.
Vediamo un po' la domanda. Ciao Paola del 78. Allora, 9 agosto 78, quindi quest'anno, questa diretta tutte del 78. Allora, una domanda Una sull'amore, domanda sull'amore, che aveva già l'avevo già fatto. Che qualcosa si stia muovendo, ma ora non so come muovermi, sono bloccata dalla paura di soffrire o dalla mia mente che... Boh, non si capisce. Allora, va bene, Paola, vediamo un po'. Ma allora facci un sunto, cosa ti abbiamo risposto se ci avevi già fatto questa Ma domanda? al di là di tutto, cosa vuoi sapere? Quindi la domanda sull'amore, ma che domanda avevi fatto? Cioè, che domanda vuoi farci questa volta? Che domande vuoi farci? Per favore, abbiamo bisogno di capire se sei bloccata, non sai come muoverti. Ok, questa situazione chi Tutti? coinvolge? Tutti? Tutte le oneste, sì, le ragazze del... sì, tutte del leone, 9 agosto, questa sera è la scia del segno del leone. Ok, bene, contenti per voi, ma andiamo al dunque che vi dobbiamo rispondere, il tempo passa. Sì, perché Paola, per favore, questa domanda sui sentimenti, no? Che dici di aver già fatto, ma in questo momento non sai cosa fare. Ho incontrato una persona, non so come muovermi. Ecco, come si chiama? Dacci la scia anche di lui. Devi darci il nome, la data di nascita. Vediamo un po' se conosci la sua data di nascita. Esatto. Intanto vediamo le sibille agganciandosi a te, cosa ti suggeriscono. Quindi, sì, ma se dobbiamo non sai... sapere come si chiama il tipo e se è il fidanzato. Si chiama Marco e dici se, insomma, sei impegnato oppure... Esatto. Allora, allegria, pensiero, quindi è comunque un... scusami, anzi scusaci, eccoci qua. Allora, noi sappiamo che si chiama Marco, no? E lei l'ha incontrato per strada. Fai vedere cosa dici? Ah, è libero ed è del 72, perfetto. Allora, praticamente, se abbiamo capito bene, tu spiega a me, Topi. Allora, lei ha incontrato un tipo per strada che si chiama Marco. Per strada, incontrato questo ragazzo che si chiama Marco del 72, ci ha messo anche la data. Del 72, ha scritto qualcos'altro? Non vi dimenticate di me. No, Emanuela, fai bene la domanda in un unico commento, gentilmente, perché ho visto che ne hai scritti 4-5. Ma allora, ma ritorniamo alla nostra Paoletta. Esatto, allora, lei ha incontrato un tizio che si chiama Marco. Ok, quindi qualcosa si muove. Si muove qualcosa. Non sa lei però come muoversi. Quindi lei non sa come muoversi, come lui si è libero. Deve comportare. Lui è libero. Allora, allegria, pensiero sembra un incoraggiamento al pensiero positivo, comunque a non scoraggiarti e a vedere il risvolto più leggero, più divertente della cosa, ma anche perché no. L'allegria spesso riguarda anche inviti a bersi un caffè, a consumare un qualcosa insieme, quindi a un invito in un locale, quindi perché no? Prova vediamo un po'. Però anche... Vediamo un po' cosa dicono le sibille, Guarda, Paola, lascia stare, Paola, perché se lo dice il Marietto, e quando lo dice il Marietto va a finire come che l'aveva detto. Fa anche rima. Ma allora Paola, sai, tutto sommato questa è la tua paura, no? La carta della gelosia può anche dire che hai un po' un timore nel farti avanti e magari di riuscire ad avere anche finalmente una soddisfazione sentimentale, ma c'è anche il timore, tra le righe, che lui rida e scherzi un pochettino anche in giro. E che possa nascere anche altre situazioni. Che potrebbe essere un tipo che in questo momento sta vagliando più cose. Tu stai dicendo che butta l'esca? È un pescatore? È uscita anche la carta del pescatore? Beh, diciamo che spiegami bene. Sembra che non disdegni anche di capire che sviluppi possano esserci, non solo, cioè è un po' uno che vede come vanno le cose e cosa... Un provolone? Ma no, perché traduci, perché io non capisco bene. Ma sto cercando di dirlo. Che è un provolone? No, sto cercando di dire che in questo momento è intenzionato a conoscere, a fare conoscenze e quindi è possibile che come sta facendo la conoscenza con lei, così anche magari non disdegni di non buttare, ha promesso fede eterna o lealtà assoluta. In questo momento si sta sviluppando un qualcosa e forse
è un qualcosa che è in ballo con altre cose, quindi bisogna, chi la dura la vince, come si dice, no? Quindi, sì, però aspetta Paola, noi siamo qui adesso, però il passo quindi dopo... adesso ci sono degli sviluppi, solo che poi c'è un qualcosa che frena, e questo Frena, qualcosa che vedi? frena è questo. Quindi sacerdote, prigione e speranza. Ora, potrebbe essere una persona che non ha nessuna intenzione di impegni importanti e seri. Esatto. E quindi il sacerdote è questo, nel senso la O serietà. freddino. Ecco, quindi non è molto disponibile a uno sviluppo, tra l'altro c'è anche la Esatto. prigione, quindi a meno che lui non stia per essere condannato, e quindi lo Esatto. leggiamo alla lettera, allora è una persona che non è, anche se libera, non è Non gli necessariamente piace cose, disponibile esatto. emotivamente, che è Sì, diverso. poi andiamo avanti, Perché la carta della speranza è anche la carta delle avventure. Quindi esatto. Però andiamo avanti e qui casca, che cos'è che casca qua? il Qui tranello. il tranello, perché lui va a è finire che lui ti ha detto che è libero, non sappiamo se è libero liberissimo. non è liberissimissimissimo. Cioè, se è libero a parole perché ti sta dicendo siamo separati in casa, perché queste sono anche carte comunque di una natura legale. Ti ho detto, a meno che non lo condannino, era ovviamente una... metafora? Sì, stavo scherzando sul significato Aspetta che la Paola letterale. ci aggiorna su qualcosa. Lui si è fatto avanti, dopo mesi che l'ho conosciuto, ho il dubbio proprio che butti l'esca, io ho poca energia a perdere, quindi ho dei dubbi. E fai bene, si vede che ci sono i dubbi. Paola, detto dal Marietto, stritti, no? Questo qui ti sta prendendo, diglielo se hai coraggio, perché se no glielo dico io. Non buttare le perle, hai? Non lo dico, però lo diceva lui 2000 anni fa. Cos'è che diceva? Non buttate le vostre perle ai porci. Sì. Non lo so, sai se meriti più di tanto la pena di questo. Perché tu sei una donna forte, no? Tu sei forte perché qui c'è la speranza, ci credi, però lui qua è un cantastorie e poi purtroppo ti farà piangere. Guarda che non è detto anche che non stia già frequentando poi qualcuno. Magari con già dei figli, Paola. O che questa persona che ha figli sei tu e a un certo punto poi, come dire, di fronte, di fronte a due conti che si deve fare di un tipo di impegno, poi non brava, meriti di più perché te lo dice Marietto, perché con questa carta si vede che tu sei una donna che dai in senso a valori, guardi là, ma questo qui, scusami, dalle Sibili, poi magari è la più brava persona però magari con te quartiere. È un po' furbetto. Quindi il furbetto dove lo metti, e poi infatti poi scusa il finale, no, molto probabilmente vedi il finale così, no, morte, cambiamento ancora in peggio, e poi c'è un salvataggio in corner, ma sono di quelle cose che lasciano il tempo che trovano, giusto? Niente di buono anche stasera. Vabbè, dai. Ma lui 2000 anni fa l'aveva. Tienilo un po' più sulle spine lui, ecco. Un rosetto senza petali, Fagli capire che insomma... Che non siamo qui a... Proprio perché ti è stato al tacco un anno... vedi che hanno figli? Sì. Brava, ma anche lui allora ce l'ha, perché la donna con i figli... Sì. Lui mi sa che il suo tipo di separazione non è, come dire... Grazie Paolo. Comunque stagli lontano perché questo qui è un pesce cane, è peggio di me. Allora, vediamo al volo. Vediamo al volo, sono già, guarda qui, 29 minuti. Accidenti. Va bene, allora Emanuela torna alla prossima diretta. Noi siamo qui per voi gratis, però se ci volete con un consulto privato sono poi 20 euro mezz'ora. Bene, allora che dirvi, martedì ore 19, sempre su questi schermi. Emanuela, scusami, ricordati che noi siamo qui per venire puntuale, di fare un'unica domanda. Una domanda precisa. Dai che ci siamo, non abbiamo mai mandato in 13 nessuno, tranquilla. Grazie un bacione a tutti, grande, ci vediamo alla prossima. a martedì. Ciao.